Andiamo ora a San Donà di Piave, dove è tutto pronto per la manifestazione anti-TAV di domani. Cittadini e amministratori scenderanno in strada per dire no al percorso litoraneo e a ruggire saranno anche i trattori. Sentiamo. I trattori sono pronti, rombano i motori. Saranno loro ad aprire il corteo di protesta che scatterà domani a San Donà di Piave. Cittadini e amministratori urlano tutta la loro rabbia, uniti nel dire no al percorso litoraneo della TAV. Impatto ambientale devastante, poca informazione, è tutto da rifare, dicono i manifestanti. L'appuntamento è per le 9, poi il corteo si snoderà lungo le vie cittadine, strade chiuse e comune blindato. Intanto oggi in provincia la Giunta ha ratificato le osservazioni al progetto. Intanto vai via 80 all'ora anziché a 150 perché qua al massimo. Innanzitutto, spiega Mario Dall'Attor, vicepresidente della provincia, il progetto è viziato nella forma perché non è stato assolutamente presentato al pubblico. Riteniamo comunque che vada rifatto il percorso e riteniamo anche che debba essere presentato per l'insieme una pluralità di valutazione sulle tutte le ipotesi che sono state allegate all'attuale progetto. Intanto martedì prossimo è prevista la delibera di Consiglio. Le osservazioni al progetto dovranno essere presentate entro il 19 febbraio. In merito a questo, spiega Francesca Zaccariotto, presidente della provincia, non abbiamo avuto nessuna risposta da parte della Regione alla nostra lettera che chiedeva il rinvio dei termini. Quindi sollecitiamo le amministrazioni locali a rispettare la data per la presentazione delle osservazioni. Su una cosa sono tutti concordi per quanto riguarda la TAV, è tutto da rifare e domani a San Donà lo diranno a voce alta.